Amici di Directa Sport, benvenuti a Santa Maria Coghinas. Coghinas Calcio Castelsardo, il derby valevole per la giornata numero 27 del girone B di promozione. Prende la rincorsa anche Matteucci, di vicino pronto a colpire, vediamo chi parte. Parte Matteucci, subito la tocca! È arrivato subito il gol che sblocca il derby. Garcia, poco più di 1 minuto e 55, ha colpito lo spagnolo centrale difensivo del Coghinas. 1-0 per la squadra di Congiu. Garcia, ottimo intervento sul lancio verticale per Manuel Sanna. Ancora Coghinas, Meli, sterzata, si fa vedere Radovanovic, è servito, ancora Radovanovic, sinistro, palo. Palla giocata fuori, ancora Bozzi, prova con pallone dentro morbido, Sanna prova a girarla e poi il gol di Azara annullato. Posizione di fuorigioco del numero 10, prova il numero 1 ad andare verticale, Criado con la testa, trova Radovanovic probabilmente in posizione irregolare, prova Serbo, pallone fuori ancora, vediamo che arriva su questo pallone. Ubertazzi sgasa, gioca profondo, ancora Sanna, prova a sfruttare la velocità, palla ancora a rimorchio, Verarubio, stop, calcia Verarubio, Murato, calcia Murato, ancora Ruiu, palla dentro ancora da Radovanovic, prova sul secondo palo, prova Matteucci, profondo, la toccata Ruiu, deviazione vincente del numero 3 che va adesso in panchina ad esultare. 2-0 per la squadra di Congiu Castelsardo, che adesso deve rincorrere 2 gol. 3 uomini per il numero 1 del Coghinas, Azara sul pallone. Occhio perché il suo destro può essere velenoso. Parte Azara, eccolo il destro velenoso del 10 del Castelsardo. 1-2, ha accorciato, dimezzato lo svantaggio di 2 gol. A lottare con numero 18 del Coghinas Della Mata, perde il duello, guadagna comunque calcio di punizione battuto velocemente. Verarubio prova a inventare, calcia fuori il numero 9 ex Macomerese, prova Matteucci dentro, pallone pizzicato, occhio perché si è senza portiere. Radovanovic prova a girarla, Moroni di vicino ed occhio alla pressione di Radovanovic, errore di Mario Serra, ne approfitta il numero 9, non demorde, applica la pressione. 1-3. Oggiano largo, nel mentre Meli prova a inventare, Meli, ottima occasione per il Coghinas, gioca con Azara, cerca di recuperare Matteucci, saltato dall'argentino. Azara, pallone verticale per Sanna, stezza, Azara, palo di Sanna, prova ancora Dembuba, ancora in avanti Tribuna, entrato dalla panchina, nel mentre prova a scappare ancora Matteucci, gioca sul secondo palo, la pizzica Oggiano, il gol della posizione, sono buoni. Samuel Oggiano mette dentro un gol importantissimo, allora tutta la panchina in campo a festeggiare. Coghinas che lancia a lungo, triplice fischio, finisce così il derby ed è il Coghinas 4-1.